mi sono trovato di fronte a una persona che ha estratto una pistola e in quel momento mi sono detto qua chi prima agisce porta a casa la pelle e istintivamente ho avuto la prontezza di sparare in aria per cercare prima di intimorirlo, però tengo a precisare che i colpi non li ho sparati in mezzo alle persone, eravamo nel parcheggio che non c'era praticamente nessuno. Ha sparato in aria per difendersi e per spaventare il rapinatore. Lo rifarebbe ancora se necessario. Orfeo D'Argenio ricostruisce i minuti concitati. 18:30 circa, martedì sera, stazione di Monselice. Il vice sindaco di Solesino, agente di polizia locale in servizio nel comune della Rocca, è di pattuglia insieme ad un collega quando viene fermato da un passante che gli indica un rapinatore in fuga. È un giovane che ha appena scippato un'anziana. Il soggetto nella fuga brandeva la pistola, cioè non è che per cui è una situazione abbastanza cruda sia per Monselice ma anche per un'esperienza che posso dire che non mi era mai successo, ecco, nella mia carriera. Prima spara 2 colpi in aria, ma il ladro non si ferma. Per cercare di fermarlo, per bloccarlo, ho sparato altri 2-3 colpi. In totale 5 i colpi sparati secondo quanto ricostruito da D'Argenio. Il ladro intanto riesce a scappare tra i binari, evitando per un pelo un treno in arrivo, tra lo stupore e lo shock dei viaggiatori. Lo bloccano i carabinieri qualche minuto più tardi, ad incastrarlo le telecamere di videosorveglianza. È un marocchino di 21 anni già noto in zona, al momento è solo denunciato. L'anziana rapinata invece è ferita ed è stata medicata al pronto soccorso di Schiavonia. E dico da ieri sera che a questo punto la mia idea, quello che è successo, è meglio un brutto processo che un bel funerale. Orfeo D'Argenio, come vice sindaco di Solesino, quest'estate aveva proposto e fatto votare in consiglio comunale un potenziamento delle dotazioni degli agenti di polizia locale, con giubbotti antiproiettile e pistole semiautomatiche, molto simili nell'aspetto a delle mitragliette. Una dotazione che, dice, è necessaria in situazioni di pericolo, come quella vissuta nel parcheggio della stazione dei treni di Monselice. Mi auguro adesso che con quello che è successo anche Monselice, diciamo, abbia un occhio di riguardo sulla sicurezza degli operatori.